Seconda batteria del Gentleman for Life, ricordo il ritiro di Rambo di Cesato, lo schieramento per Bibi, Pensiero Adri, Viola Orsini, Sissi Matley, Viper Pink, Vian Rose in prima fila, Ussaro Egral, Saira e Ulena del Rio in seconda. I favori del pronostico in chiusura sono per Viola Orsini e alternativa principale Vian Rose. Macchina che accelera, è veloce Pensiero Adri, mentre è svelta anche Sissi Matley, mentre si mette subito sotto Viola Orsini, e Vian Rose invece rimane per il momento all'esterno. Vedremo se Monica Gradi deciderà di andare subito a rilevare al comando Pensiero Adri. Tanto 14,1 i primi 200 particolarmente veloci. In vantaggio dunque Pensiero Adri nei confronti di Viola Orsini. All'esterno Vian Rose gradualmente, dopo 400 metri in 29,5, va a ridosso di Pensiero Adri. Terza posizione lungo la corda per Bibi, poi Ussaro Egral, al largo anche Sissi Matley che non ha trovato posizione alla corda ed è seguita da Viper Pink. Intanto 45,4 il passaggio ai 600, si viaggia su andatura davvero sostenuta da 1,15,7 con un parziale in 15,9 in curva, che tuttavia continua a far andare di lena almeno il battistrada. 1 minuto e 9 decimi con 15,5 anche davanti alle tribune, e ora Vian Rose è praticamente a ridosso di Pensiero Adri, che è sempre in schiena Viola Orsini, e per Bibi all'esterno Sissi Matley, mentre accenna a muovere in terza ruota Viper Pink, anticipando Ulena del Rio che sposta nella sua scia. Siamo ora a poco più di 500 dal palo, con lo scatto deciso a 500 dalla conclusione da parte di Viper Pink. Cala invece Vian Rose, 400 alla conclusione. In vantaggio è Pensiero Adri su Viola Orsini, all'esterno Viper Pink, lungo la corda per Bibi che segue. Poi anche Ussaro Egral, completamento della piegata con Pensiero Adri in netto vantaggio su Viola Orsini, che prova a spostare all'esterno. Ultimi 150 di gara, in vantaggio Pensiero Adri, ci prova Viola Orsini, Pensiero Adri però si difende ancora a margine nel finale. Pensiero Adri viene a vincere su Viola Orsini. Terzo posto per Ussaro Egral, che precede per Bibi, mentre al quinto, buono per la finale, finisce Saira. 1,16,4, 29,6 a chiudere. Perfetto percorso di testa di Pensiero Adri. Enrico Somma in sediolo per il training di Adrian Gioni. Andiamo a rivedere le fasi finali. Non è mai minacciato Pensiero Adri da Viola Orsini, che finisce comunque a una lunghezza, guadagnando qualcosa nel finale, ma senza mai riuscire a essere realmente minacciosa per il vincitore Pensiero Adri. Davvero una prestazione coi fiocchi. Al terzo posto, più indietro però, finisce Ussaro Egral, che precede per Bibi, e al quinto Ussaro Egral. Questi quindi gli altri 5 che andranno in finale in questo trofeo Gentleman for Life. Vi ricordo, trofeo benefico, che tra l'altro vi è anche l'uso, il non uso della frusta in questa manifestazione. E la finale appunto è prevista con i cavalli già designati alla 8ª corsa del programma.